Allora Nicola, com'è stato il primo gol in nero-verde e la tua esultanza successiva? No, è stato bellissimo. Il primo gol in nero-verde e l'esultanza è dovuta a un'idea di mio fratello che segue il wrestling e ha detto se segni mi devi promettere di esultare così. Come hai vissuto questa partita che ti ha visto protagonista? No, finalmente abbiamo vinto, ci voleva. Dopo il primo tempo si è messa male, però dopo nel secondo tempo abbiamo reagito bene e abbiamo vinto la gara. E il tuo gol ce lo puoi descrivere come è nata l'azione? Miseroli ha preso palla, ha rubato palla dall'avversario lì davanti all'area, poi è arrivata a me e ho dribblato le grottaglie e l'ho messa in diagonale raso terra. Oltre all'esultanza particolare di Vresti, hai anche ringraziato il mister, o comunque hai detto qualcosa al mister mentre correvi verso la panchina. Sì, no, in settimana l'ho abbracciato perché in settimana gli avevo detto, gli avevo promesso di fare gol e quindi ho mantenuto questa promessa. E lo sai che il video della tua esultanza ha fatto il giro del mondo, ha ricevuto anche condivisioni dai lottatori americani? Sì, sì, ho visto, mi ha fatto piacere, mio fratello me l'ha fatto vedere, mi ha informato e sono rimasto un po', cioè, come si dice, Colpito? colpito che facesse il giro del mondo e sono contento. E questa esultanza la userai anche altre volte o cambierai e userai altre esultanze? Oh, vediamo, se trovo una bella del wrestling uso un'altra, se no continuo a fare questo. La tua esultanza richiama molto i Reals Americans, Swagger e Cesaro. Chi preferisci dei due? No, preferisco Cesaro perché mi piace più il suo stile di combattimento. Tu da piccolo seguivi il wrestling, avevi qualche lottatore preferito? Sì, da piccolo guardavo il wrestling e lottatori preferiti ne ho avuti, tipo Eddie Guerrero, The Undertaker. No, ci sono stati parecchi, è stato bello seguirlo. Riesci a farci qualche pronostico su WrestleMania? Riuscirà Daniel Bryan a laurearsi campione? Ah, me lo sa dire mio fratello che è l'esperto, non lo so. E cosa vuoi dire a tutti gli appassionati di wrestling che magari hanno visto la tua esultanza? Forza WWE e forza Sassol.